Buonasera e ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. I principali titoli del pomeriggio. Un trentenne di Favignana, Salvatore Sinagra, è stato aggredito in un bar a Lanzarote, nelle Canarie, durante un banale diverbio e da alcuni giorni è in coma in un ospedale di Las Palmas, dove lotta fra la vita e la morte. A riportare la notizia il giornale La Stampa. Non si conoscerebbe ancora l'identità degli aggressori. Un incidente mortale si è verificato questo pomeriggio tra Santa Maria di Licodia ed il bivio di Scalilli sulla SS 284 nel Catanese. La vittima è un uomo che viaggiava su uno scooter di grossa cilindrata che avrebbe impattato contro il guardrail. Pare si tratti di un incidente autonomo. Vi prego, portatemi in una casa protetta. Questo è il grido d'aiuto lanciato da una donna di Caltanissette che da diverso tempo subisce minacce e violenze da parte del marito. Nonostante le diverse denunce, nessuna struttura avrebbe accolto il suo appello. A nulla è valso neanche l'intervento dei carabinieri. Una giovane calabrese affetta da importanti cardiopatie congenite in gravidanza avanzata, ricoverata all'ospedale di Taormina, è stata sottoposta ad un cesareo d'urgenza. Il suo quadro clinico si era improvvisamente aggravato, portandola in terapia intensiva. I medici hanno allora deciso di operarla con successo. Il bambino è infatti fortunatamente nato sano. E chiudiamo con il meteo. Sarà una giornata contraddistinta dalle piogge, quella di domani in Sicilia. I rovesci più intensi riguarderanno la costa ionica e in particolare le province di Catania e Messina, per le quali è stata diramata l'allerta meteo arancione dalla Protezione Civile. Allerta gialla invece su tutto il resto del territorio regionale. Ed è tutto per questa edizione. Tutti i dettagli su queste notizie li trovate come sempre sul nostro sito www.newsicilia.it. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata.